Sos agentes desa questura de Núgoro in s'ambito di un'attività de polizia giudiziaria mandata da innantis paris a sa polizia penitenziaria at arrestau in due operazioni distintas 3 persone scassadas che in più de 8 kg de marijuana in Valle Hermosa in d'unu cubile che hanno sequestrau belle battorettor de marijuana e hanno arrestau a Lucifero Contu 41 anni de Casteddu in Gergei in Bezzesi in d'un atero cubile grazie a sa unidades cinofilas hanno accattau ateros 8 kg de droga e arrestau 2 persone Paolo Scintu, 30 chimbannor de Gergei e Antonio Porcedda, 20 chimbannor de Serri. Su jeep de su tribunale de Casteddu ata convalidaus os arrestos e ata dispostus or domiciliares pro conte Porcedda e su carcere pro Scintu. Sas indagini sono cominzadas in s'ambito di un'inchiesta mandata da innantir da su nucleo investigativo desa polizia penitenziaria. Tres cartuzzas in intro de una busta de plastica accattada in si scala e vora desa domo de Ovidio Loi, sindicu de Ula Tirso, un attero amministratore che arriziviu minettasa su sicundi in d'unu mese, pezzi in provincia de Aristanisi. Unu maluvachere che esponende in pistichinzu, mescamente a pustir de totus os atteros attentaur de custistiu, arbeschende a su 30 de tribulas a su sindicu de Cardedu, Matteo Piras, l'hanno postu voca sa macchina. A sa sede de su PD de Durgali l'hanno posto una bomba che mancu male iscoppiando non ha fatto danno a sas persones, sempre arbeschende a su 30 de tribulasa. Prima die di agosto in Bezzese stoccau a su vice sindico de San Teodoro Alberto Melinu. Ai su l'hanno inviato una lettera de minettasa pedindeli de non si candidare a sa selezione de su 2020. Su 3 de agosto, su sindicu de Girassole, Gianluca Congiu, attaccattau su Tedo Musù un'ampulla Molotov che manco male non esti scoppiata. Su 6 de Capitanni, in provincia di Aristanisi, hanno posto vocu a sa macchina de su vice sindicu de Ardaule, Marco Deiana, e su secchi de Capitanne, a su sindicu de Siniscola, Gianluigi Varrisi, l'hanno posto vocu a su Zilleri. Custu Manzano, su sindicu de Núgoro Andrea Soddu, commente presidente de su Cussizzu de sas autonomia locales e de sa Sardigna, ha espressau solidariedade a su sindicu lui, che in una notta a nomene de tottu su sindico sardoso. Semmus accostazzu de Ovidio e de sa comunidade de Ula Tirso in questo momento difficile, iscrivete Andrea Soddu. Sos attentaus a sos amministradores pubblicos in Sardigna oramai sono belle fittianos e cada volta depimus piccare attu chi semmusu irbandonaoso e nosana lassau soloso. Custu Manzano in su tribunale di Aristanisi sinteri disinterrogatori de garanzia in dennantri de su GIP de su tribunale di Aristanisi Anni Cecil Pinello atti separau de non rispondere su sindicu de Macumele Antonio Onorato Succu sospeso da esa garriga conforma a sa legge Severino. Su primario de su reparto de ginecologia este a sos arrestos domiciliares in s'ambito desinchiesta Ippocrate mandata da innantir da esa guardia de Vinanzia e Chiobia atava tu emittere a sa procura de Aristanisi chimbe provvedimentos cautelarese. S'indagine per toccata sa gestione desa sanidade aristanesa, a manera particolare sas assunziones e sos concursos de su personale infermieristico in servizio in s'Ispidale Santo Martine de Aristanisi. In prosu de Succu, a sor domiciliare, se bisogno Augusto Cherchi, primario des unidade operativa de rianimazione des Ispidale Aristanesu, ex Cussizeri de su partito de Sardoso, Salvatore Manai de Silanus, capo infermieri in su reparto de maternidade, Giovanni Piras de Villacidro, capo de su personale. A Agnese Canalis, responsabile des agenzie interinale de Tattari, e a Maria Giovanna Porco, ex commissario des ASL Chimbe de Aristanesi Lasana, intendere che Napura. In tottu sos indagaus sono una ventina, entre sos scales finzas sas persones chi han più des agenzie interinali un trattamento de favore in sos concursos e in sas eleziones. Tottu, secondo ipotesi accusatoria, che in sa regia de Succu e de Cherchi proere una zuda elettorale pro su partiu de sos sardos in sas eleziones. Promeda straballadore de su settore primario de sa Sardigna, Sant'Ugamine comincia ta chindudas e paca sicuresa pro su venidore.
Sono chentina, difatti, sos agricoltori chi sono isettan su pagamento di sudinari assegnao che in sorbandoso, senza si dimenticare chi dai subindichi, sempre de Santu Gabine, non si schiti chi è ata fa che sos pagamentoso. Infatti si dà emidade de Santu Gabine su dinare de sul fundoso de su programma di sviluppo rurale e de sa dimanda unica in favore de sas aziende de su comparto agricolo e zootecnico di anadeppe scolare a sa regione Sardigna, promedio desorganismo pacadore regionale. Unisse per uvatto prochecolare sul ritardo scronico de agea in sa liquidazione de su dinaro assegnato promedio desorbandoso, ma a oie s'organismo pacadore regionale non ergallo pronto all'uvachere e procussu sa sozi agricoltori italiano sono a pistichinzauso. Su presidente CIA Sardigna, Francesco Erbin, una nota scrivete: pedimusu che agea sicata facere so spaccamentoso e chi argea facata si strutturia de sardimandasa e sa pubblicazione de sos elenco orgai commenti ha fatto vinza Sacommo e ammentande chi meda sagalu deppene ricevere su paccamento de sos annos 2006 e 2017 Francesco Erbin pediti a su presidente desa regione Solinas deva che scraresa su prasos progetto schisa giunta regionale che repone in atto pro su settore agricolo e zootecnico. Che napura zero, sa cresia de nostra Senora de Valubirde, ube cadannu si faxa novena in onore de sa mama de Gesusu, in peder de su monte Ortobene, at ospitau sorballo scantaus e soscantos a chitarra de sa manifestazione ammentandi a Valubirde, alla promuovere su gruppo etnico Melodias Arcanas, formau da su presidente Bruno Maludrottu a sa chitarra, da su vicepresidente Tonino Pira, Bocche, da Aterar Bocchese, Sarde Franco de Sena, Stefano Ackenza e Adriano Piredda e da Organittu de Piero Porcu. Un bello zero in musica, chi in sa partecipazione Vinardesa Bocche Alice Berria chi ha proposto sul repertorio suo de musica etnica, resu prusa maiadore galano da custa cresiedda, una prenda in mesuesa campagna, lo cucaro a sonnugoresoso chi galuoie mantenene viva sa devozione a nostra Senora de Balubirde. A pustir de sas protestas des assemblee de sos traballadores de sa biblioteca Satta, ove han denunziato sul ritardos in s'applicazione di su contratto e sasiu mudando su consorzio pro sa lettura pubblica in fondazione, che commenta stabiliti sa legge regionale 40 de su 2018, su comune di Nugora convoca un addobio pro vedere de sos problemas des istituzione. A sa mesa han piccao parte su sindico Andrea Soddu, s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco, sa dirigente Sabina Bullitta e su commissario straordinario Paolo Piquereddu. Preso che per tocca su mudamento dai consorzio a fondazione, su notaio ingarrigao a tamaniaus al bozzar d'esatto costitutivo e desi statutu, che hanno esses presentadas a su cussizzu, a s'amministratore straordinario desa provincia e a sa giunta regionale. Intro su mese de Santu Gabine, s'assessore Cocco a proponere a su cussizzu comunale l'adozione di una delibera de indirizzo pro arribare a cussa che ha a definire su passaggio dai consorzi a fondazione. Su commissario Piquereddu a piccausa in pinno de vachere una selezione pubblica in su ziru de Pacardiese. Su comune se stimpinau a liquidare sa scuotas chi mancano a garrigo suo e a pedì una modifica desa legge regionale 40 pro permettere a sa regione de versare chi bicentamizza euro su consorzio pro sa fondazione. Sas esportazioni de sos produttos sardos in Germania sono crescendo sempre di prusu. In sos primos 6 mesi de su 2019 sono arribadas a 41 miliones, de sos cales 31 per toccana impresas minores e medias. Este 1,21 procenti in prusu rispetto a su matessi periodo de su 2018. Sa Sardigna dunque este il su secondo posto in Italia pro sa crescita de sas esportazioni su mercato tedesco. In su 2017 s'esportazione sarda cara a Berlino fitti de 32 milioni di euro, in su 2018 de 36. Sordatoso s'accattano in sarelata trend del Made in Sardegna verso la Germania. A maniada dai uffici studio de Confartigiano Sardigna considerando sordatos Istat. Intre Germania e Italia si va vedata de esportazione che valene 128,4 miliardi di euro. Sorbenese, sardoso, esportaoso, ponendo a banda 9 milioni di produttos petroliferoso, sono produttor lapideoso, cussos in metallu, su vinu, sarbibitas, sos produttor lattecasu, ma non mancano sos produttos tessilese e cussos agricoloso.
Narasa Export e scrive Germania. È nata Antonio Mazzuzzi, presidente del Confartigiano Sardigna, bien esordattoso. Non pezzi, prosa simizanzia commerciale, chi d'esempere rendete Berlino uno dei sus primor mercato di riferimento prosos produttor fattos in Sardegna. Prosadie faide a Tonzu 2019 chi s'attaffaccari su trichi de Sant'Ugavine sa delegazione vai de Nugoro su Fondo Ambientale Italiano presidio da Carla Pacchiano quest'anno a tisseperà su Parco Naturale de Tepilora pro presentare sa manifestazione fa che sconnoscere questa oasi naturalistica a maniera particolare su tretto chi data a mare sa voche de Suribu Pasada e sa vida medievale sa delegazione di Nugoro a tammaniau su convegno Parco Naturale Regionale di Tepilora dove mare e montagna si incontrano, fatto in Saula Magna dell'Università de Nugoro. A sostraballo scordinaor da giornalista Marilena Urunesu hanno partecipato os amministratori de sos comunes che hanno fatto una schiri su Parco de Tepirola, Bitti, Lodè, Pasada e Torpè. Sos espertos o esos tecnicos o chi hanno esaminato as quistiones naturalisticas e gestionaler des istituzione. In tres reladores, su sindicu de Bitti Giuseppe Ciccolini, su Pasada Roberto Tola, che finzas su presidente d'Esente Parcu e su naturalista Domenico Ruiu. Sa delegazione nugoresa de Savai non la ti separau de bada su Parcu, che erete di fattisi dare importanza a un'oasi naturalistica che può dare impellida si sviluppo e a s'economia des orbattos comunes chi va che ne parte di su Parcu, ma peri a tottu sa provincia de Nugoro. Est un'istituzione che può rappresentare un modello di sviluppo in su venidore in grado de ponne sparisi sa tutela e sa valorizzazione di un territorio chi galu no ha espressau tottu su chi podete. Tres persones arrestadas, sequestrados 3 fusiles, 681 cartuzzas, pur de 500 grammor de droga, battor macchine una moto furadas, recuperadas. Custu su risultato di un'operazione antidroga mandata da innantisi in quartu da squadra mobile desa questura de Casteddu. Sos arrestados sono 2 nigerianos de 31 e 30 battorannos e un casteddaio de 48 anni Luca Magia che in precedentes. Des operazione da faveddau i sinteri di una conferenza pros imprenta Roberto Pettito, dirigente di squadra mobile de Casteddu. Sos agentes fini punterande da Emeda una villetta ove stavano sordur nigerianos suspettaor de essere spacciadores e ove bisupria Meda Magia. Erisi che in sazudu des unidades cinofilar desa guardia de Vinanzia sun intraus a sa villetta pro la perquisire. In intro sos agentes han accattau 800 grammor de marijuana e 890 euros in contante, un baschio, una tunica impreada desa greffa nigeriana desa Supreme ai Confraternity. Su garage invece se l'impreava Magia ove sos agentes han accattau sor mezzo furaoso. In prusu, in intro di un mezzo han accattau 120 grammor de hashish, in dunatteru 3 fusiles e sar muniziones. A postir desar formalidade de leze a Magia che l'hanno piccau a su carcere de Utta, prosurdur nigerianos sa procura dispostu sos arrestos domiciliares. Sos agentes di squadra mobile desa questura de Nugoro hanno accattau su mezzo impreau da esorbandioso prosì che vughiri a pustir desirrobatoriu in sa spostas a desiniscola fatto su duor de Capidanne. Su mezzo risultau furau in assemini viti in sartu de baronia, commosa a polizia scientifica tafacchere sos esame necessarios per recuperare trattar biologicas o atteras cosas chi poden incarrerare esas indagines e permittere di accattare sorbandioso desa rapina andata male. Difattisi a Sasote Manzano, sorbandioso armaor de leppas e carottaoso, fin intraus a sa sposta desiniscola, ma sa reazione di un'impiegata lisat sconzao su iocu costringendelos a sì che vughiri chindunu cara a sa caletta. In pessu daus allarme a sa sposta sa vini su prio sos agentes de su commissariato de siniscola e de si squadra mobile de sa questura chi han avati scattare diretto su piano antirapina ma sorbandioso fini resissiosa si sergere chenza la sare tratta. Una manifestazione indennantisi desa sede centrale de su Banco de Sardigna de Nugoro e su cursu prosinzalare sa conseguenzias in Sardigna de su piani industriali de su gruppo Biper chi previditi 1300 dipendenti de su praprusu 600 spezzi in Sardigna.
alla promuovere so sindacato de categoria. So rappresentante si soran dao volantino scustu manzano pro informare sul cittadino de su chi scapittande. Su gruppo Biper, appustisi des essere uniu in su gruppo Unipol, nana so sindacauso, atto un upore de personale in plus in Bologna e che in su piano industriale andana a pranghes proprio in Sardigna, ube ana benner manco in su tempo su 350 postor de traballu pro giovano sardoso. A pustir de medas anno su talinea naso sindacauso, in Sardegna si diana poter assumere giovano ormeda, ma questa possibilità l'irveni negata prosar decisiones desa Biper. Questo manzano, in Sisre, in Auditorium Giovanni Lilliu, hanno presentato su documentario L'estate di Gino, de su regista Fabio Martina, che assicchiu a Don Gino Rigoldi, cappellano dai su 1972 dell'Istituto Penale Minorile Beccaria de Milano, e sospizzinnoso, sorfizzosi spirituale suoso, i sintiri de una vacanzia in Sardegna e Sant'Antioco. Sono pizzinnoso chi Don Rigoldi a Tazudau in conti pizzo e tostorronia in su percorso issoro de recupero, processire da un ferro de abbandono, de droga, de criminalidade. Su documentario Duncasa ponete a meledare prima e tutto supra su concetto de paternidade e sa necessidade pro su spizzinnor de cada tempo su magalu de prus in questos ultimos annos de aere puntor de riferimento vortese supra so scaler facer affidamentu. A sa proiezione hanno partecipato gli studenti della scuola superiore de Nugoro e sono intervenuti su direttore generale de Sisre, Manuel De Logu, su sindaco de Nugoro Andrea Soddu, su prefetto Anna Aida Bruzzese. Ma su protagonista è stato proprio issu, Don Gino Rigoldi, che vi presente e che ha contato che in naturalese e semplicitade i testi stada sa vacanza in Sardegna che in fizzo suoso. A secur de su mandato della Procura della Repubblica de Casteddus, os agenti della Questura de Nugor in aprile hanno eseguito una misura di interdizione contro Rosa Asoni, cancelliera in servizio in sa Procura della Repubblica della Nosè, e l'hanno sospesa dall'esercizio dell'ufficio pubblico o servizio pro sermesese. Sorreato scontestaus a sa funzionaria, su un vrasso ideologico e entrata abusiva sa banca ad attor della Procura. Sa indagine della polizia vattasa per i promedio di intercettazione e telefonicas e ambientales hanno permesso di componere un quadro indiziario gravemente contra sindagata pro attestazione vrassa de aeree evaso richiesta di archiviazione de medas procedimentos penales e pro essere entrata in maniera abusiva a sar banca dattoso riservadas. Desos primor de Sant'Andria che hanno catacabare esa misura desa sospensione a sa cancelliera che l'hanno tramudare di ufficio a su Tribunale di Nugur in applicazione di un provvedimento de su Ministro desa Giustizia. Procomos ufficio territoriale desa motorizzazione civile di Nugorata transiusa paralisi, ma tocca ad intervennere chi in urgenza che in piano straordinario di organizzazione di su personale di assunzione e non pro Nugore Bia ma pro tottus as atteras provincia sardas puru. Custas a capia desappellu vatu da esunione de trasporto CNA Fira Sardigna su ministru e a sa direzione centrale regionale de sos trasportos, a sos prefetto sardos, a assessore regionale a sos trasportos, a su commissario desa provincia, pro chircare desorbere cantu prima sos problema legaus a sa mancanza de personale sus ufficio sardoso. In Nugoro in particolare, grazie a s'interventu pronto desorganizzazione, sus ufficio desa motorizzazione civile hanno torrà a cominciare esattività de mancare al regime minimao, grazie a su rinnovo de su comando pro attero sermeses e de dur dipendentes prestauso desa provincia. Ma bindeccherete galu pro esorbere sa questione ca sa mancanza de personale aggravata da esos pensionamentos in capitanne per toccata tottu sus ufficio regionale. Valentina Codonesu, responsabile regionale FCA Fitta, ammentata che la motorizzazione civile di Nugoro che ha oiata ser dipendentes ha bisogno de 8 de che persone desa scales su mancubattoro de benessere tecnico. Sa mancanza de personale in sus ufficio desa motorizzazione civile regionale che è andata da innanti oramai de medas annos, il Lampadas sa CNA Fitta e ha denunziato os problemas a sa direzione centrale desa motorizzazione che ha fatto un'ispezione ma da esa sedes nazionales sa rispostas non pare nell'estras a ribande, manco considerando esos problemas fittianos de sos utentes.
Sos carabinieri di su comando provinciale di Nugor hanno fatto un'altra operazione contro la produzione e vendita di marijuana, che oramai è diventata uno dei commercios più convenientes per la criminalità di Nugoresa. Sul militare di stazione de Vonne, che in Sazudu desi squadrone li portau de sos cassadores de Sardegna, prima di Sant'Ugabine in Sartu de Savidda, in un terreno comunale, hanno cassato un campo de marijuana, bene cubao, che in ducentor fundoso, artoso belle 2 metros, organizzao come te chieseret un'azienda agricola. Sul fundoso fini bene assentausi a fileras a bauso che in un sistema guttia chi piccava sabba da un trolliu e sabba arribava da una avena. Sor militares e cani sperdius or fundoso cana sequestraus a stubaduras e come un indagande pro scoperre chi e contipizzava su campo de marijuana. Sos carabinieri san assicire che in sos controllor de su territorio in Sardiese inveniente spuru pro contrastare sa coltivazione de sa marijuana chi mandata da innanti su mercato illegale de sa vendita che in balanza ormannoso prosos criminalese. Sa regione ha posto de che 7 milioni di euro provache l'intervento de manutenzione de surrivoso su un partios pro annualidades de su 2019 a su 2021 che hanno essere programmados conforme a cantos entes públicos hanno essere ammitios a su finanziamento. A secur de sa proposta des assessore a sos traballos públicos Roberto Vrongias aggiuntat approvaus a partimento annuale di su dinare. Dunque a 1 milione pro su 2019, 8 milioni pro su 2020 e 8 pro su 2021. Questo dinare rappresenta una vaina che punnata a contrastare una delle scagliones principali de pericolosità idraulica in sorrivoso che lucrana su territorio regionale a nausa assessore Vrongia, una manutenzione fatta bene desa rete idrografica naturale e artificiale er de profetto e minima tasa a rischio de disaccatto ligausa su tempur malu. Si è sta beru chi intresa scompetenze de sosente locales in materia di amparo de su territorio e prevenzione di rischio idrogeologico. Bisogna attivitades pro pulire faxa manutenzione de sorrivoso si chi frongia e scraru puru chi si deve assicurare a sosente locale su un contributo finanziario pro intervenere in sa situazione se proscriticas in sos territorio di competenza che in profettu e prosecuresa peri desaspessones e desorbenese. Tottu sos interventos si depene vacere si chi de sos indittos e sa normas e stabilias da esar direttivas pro sa manutenzione de sorrivoso e sa gestione de sos sedimentos approvadas da su comitau istituzionale des autoridades de bacino. S'ATP Customanzano, in sintesi di una conferenza prosimprenta, ha presentato una scanta novidades. Una per toccata tre spostalinoso, che hanno a girare chissà mazzine de 3 locos importantes e galanor de Nugoro, Lollove, su Museo Man e su Monte Ortobene. Sas atteras sono una campagna pro promuovere impreu de sos abbonamentos, sa politica supra sa trasparenza e sos investimentos pro sos parcheggios. Sa dobiu esti stau per is occasione pro espressare su pistichinzu de sos sindacauso, supra su venidore des azienda, proneche des arbocher, des a privatizzazione des as aziendas de su trasporto pubblico in Sardegna chi sono in attivo. Fini presentes Stefano Flamini, presidente des ATP, su direttore Michelangelo Mariani, Tatiana Isoni de su CDA, son rappresentante sindacales de CGL Cisle Will e Lidia Palma in rappresentanza des assessore regionale a sos trasportos Giorgio Todde. Uno de sos problemas escussu de sa durada de sos contrattor de su serviziu pubblicu chi pros ATP da Epacus a regione l'ha prorogau pro ateror 2 annos. Sos sindacaus sun utimende che si podat arribare a partire sos servizios che in sa privatizzazione de cussos chi rendene de prusu che a sos parcheggios a pagamento lassande a su pubblicu pezzi sos chi sun in perdia. Sos sindacaus han fatto un appello a sas istituzioni nugoresas pro garantire resursas e investimentos a s'ATP a manera chi poda assicchire a gestire su trasporto cittadino e sos parcheggios e poda garantire su traballu e dare garanzias contrattuales a sos dipendentes.
Sorfinanzieri di su comando provinciale di Nugor e desa tenenzia de Bosa Marina in istiu, in sa località de Mare e in so locales pubblico desa Planarge e de su Marghine, hanno fatto uno scanto scontrollo accattande due straballadores in Nigheddu e 14 irregulares, finza su un minorenne. Sorfinanzieri e sos imprenditores hanno applicato a chi muttini maxi sanzione pro un massimo de che mizza euro per omine, in prusu a sobricu de regolarizzare sos traballadores. Prosu per toccata sor 14 traballadores dipendentes, mancari chi in contratto regolare, unu vitivinzar minorenne, hanno accattato violazioni che per toccana orasa non pacadasa de straordinariu, in prusu a paccamentos in contante che oramai sono proibioso e puru medardiese de riposo mai vattasa promesese e mesese. Contra custoso imprenditores hanno applicato sanzioni pro 30.000 euro in tottu. S'operazione coordinata da Guardia di Finanza di Nugoro est in ambito di su contrasto a su traballo irregolare in provincia. Regione e Statu sun torra con tierra prosa chistione de sos accantonamentos. Zai oggetto de sentenzias desa Corte Costituzionale in favore de sa Sardigna. Sentenzias finzas ignoradas da sor governor de turno. Su fronte novu l'ha aperto su governo Movimento 5 Stelle PD che ha deciso di impugnare una variazione de bilancio approvata in agosto che destinava a cuzzicare su disavanzo desa sanidade sor 285 milioni strattesos in su 2018, ma chi sa Sardigna non depiata commenteata sentenziausa consulta in principio anno. A musu previdiu sor 285 milioni in su bilancio nostru, caso un'entrata sicura, caso preso s'accantonamentos di su 2018, sa consulta s'est espressata a maniera clara, a nausa assessore a su bilancio Giuseppe Fasolino. Ma si pensano de non sponnere a timere, si sunir ballande, semmo dispostos a facer valere su creditu chi amus chi insistadu, chi in totus or medios a disponimento, finzasa chi in sospignoramentos. S'assessore Fasolino ha già iscritto a su ministru de Economia Roberto Gualtieri pedendo un addobbio ove definire un accordo supra su contributo che si stadu de per tornare a sa Sardigna. Benevenios a Nugoro, una città de nome da manna e separata pro rappresentare l'Italia in un progetto europeo lungo e che ambissia che ha pertoccato 7 paesi e chentinar de pizzinnor de sas scuola superiores. Nugoro festeggiata sa Dia Internazionale Erasmus Day che in sa partecipazione de ITC Satta come ente unico collaboratore a su progetto Erasmus KA2 Pros Italia che natero si stador dell'Unione Europea, sa Grecia, capovilla de su progetto, sa Polonia, si Spagna, sa Finlandia, sa Lettonia, si Islanda e s'Italia. Su titolo de su progetto Erasmus Plus durau 2 annos este portau in sardu volande in sa salas de sa mitologia in si spazio e in su tempusu. Su progetto Erasmus Plus è stato possibile grazie a su traballo compartiu desi sportello Europe Direct de Nugoro, rappresentato da Salvatore Boedu e da esor docentes e coordinatore de su progetto, sas professoressas Lorella Cannas e Daniela Zemt. Su restu l'hanno fatto sospizzinnoso, chi oie ischini, menzusu, ite che narrere a essere cittadino d'Europa. A sa vesta hanno appiccato parte per isus indicu de Nugoro Soddu e su vice sindicu Sebastian Cocco.